Parliamo di basket. Siamo in collegamento con Fabio Massimo Sebastianelli, guardia della Gemini Basket Mestre. Innanzitutto, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao e grazie a voi. Allora, Fabio, per prima cosa, un commento a freddo, diciamo, dopo 2 giorni sulla partita che avete giocato ad Esio. Sì, purtroppo è arrivata un'altra sconfitta e nonostante comunque ci eravamo preparati meticolosamente per affrontare l'Aurora Desio e non siamo riusciti mai a, diciamo, mettere il naso davanti alla partita, a imporre il nostro gioco e diciamo appunto siamo stati un po' carenti di attenzione in alcune situazioni, però ecco, dobbiamo continuare a seguire il coach in settimana perché comunque stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo cominciare a raccogliere i risultati che stanno mancando purtroppo. Comunque, a proposito di coach Mattia Ferrari, lui ha detto: Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno. E infatti, sì, siete usciti sconfitti da quel di Desio, però a testa alta, nel senso, comunque è stata una partita di grande intensità. Sì, 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 posso essere d'accordo con il coach e come ci sta cercando di inculcare lui nelle nostre teste, dobbiamo ripartire dalle cose semplici, perché comunque dalle situazioni difficili e la nostra, diciamo, è una situazione un po', ecco, non semplice, bisogna ripartire dalle cose semplici, dalle cose che sappiamo fare bene e, e poi, come ho detto anche nella domanda precedente, dobbiamo seguirlo perché è l'unico modo per uscire da questa situazione. Certo. Che impressione ti ha fatto, appunto, coach Ferrari, dal punto di vista sia personale che dal punto di vista anche proprio del tipo di lavoro che sta impostando? Beh, sicuramente il coach lo dice, la sua carriera è un coach di alto livello, molto attento ai dettagli e vuole sempre grandissima intensità difensiva e poi diciamo ci sta eh, insegnando dei concetti nuovi che dobbiamo ancora fare nostri del tutto, e ci vuole del tempo, e comunque sono 2 o 3 settimane che è arrivato, però sicuramente è un coach all'altezza, ma appunto non sono io che lo devo dire, ma è anche la sua carriera che parla da solo. E, quindi ecco, è un top della categoria. Indubbiamente. Tra l'altro, quando viene cambiato un coach durante la stagione è sempre sintomatico di un problema che richiede sempre un po' di tempo per essere aggiustato, ecco, perché 2, 3 settimane non sono poi molte. No, assolutamente, diciamo, è, è come se fosse una mini preparazione. I cambiamenti possono essere comunque appunto sia positivi che negativi. E dobbiamo fare di tutto che questo cambiamento sia positivo. Dobbiamo metterci tanto del nostro. Parlavi del fatto che ha, come tutti i coach del resto, nuovi concetti. Quali sono in particolare questi concetti che adesso dovrete imparare e fare vostri? Ma soprattutto diciamo cose tecniche. E adesso il coach ci ha alleggerito un po' la testa su situazioni di gioco e mettendo molta attenzione però sulla fase difensiva e sul fatto che non dobbiamo mai calare e anche e soprattutto quando magari prendiamo dei break che in una partita di pallacanestro succede e di non sbragarci, cosa che a Desio è successa, che appunto sul meno 10 poi non abbiamo subito il contraccolpo, però adesso dobbiamo fare lo step successivo, che sarebbe quello appunto di non subire tantissimi di questi break e magari poi ribaltare anche la partita.
Comunque nell'ambiente c'è ottimismo, perché per esempio il direttore sportivo Franco De Respinis ha detto che ha visto più ritmo e determinazione in voi. Sì, comunque bisogna rimanere positivi. La stagione è ancora abbastanza lunga, non lunghissima, però c'è tempo. La situazione non è compromessa assolutamente, e quindi bisogna rimanere positivi e posso essere d'accordo con le parole del direttore sportivo, ecco. Chiarissimo. E dunque per aver analizzato l'ultima partita e anche la situazione generale della Gemini Basket Mestre, ringraziamo la guardia Fabio Massimo Sebastianelli per essere stato con noi. Grazie a voi.